Amici sportivi amanti del futsal, una buonasera ad Andrea Martucci. Questa sera al Pala d'Osson si gioca un match molto importante, ovvero Came d'Osson Acque Sapone, gara che si sarebbe dovuta disputare circa un mese fa all'interno del quarto turno del massimo campionato di Serie A. Molte le partite rinviate a causa del Covid-19 rispetto al programma indietro di 2 gare alla formazione allenata da Mister Rocha, mentre ne ha giocate solo 4 il team ospite. Per i padroni di casa lo score è di 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta, mentre l'Acque Sapone ha raccolto sempre l'intera posta in palio, quindi ad oggi, nonostante ben 3 gare in meno, è comunque terza. Ricordiamo che questo big match è in diretta in esclusiva sul sito di PMG Sport Futsal. E allora andiamo a leggere le 2 distinte per quanto riguarda la formazione ospite. Abbiamo col numero 1 Mammarella, con il 5 Petricelli, con il 6 Marrazzo, con il 7 Fusari, con l'8 Murillo, col 9 Calderoli, col 10 Coco Wellington, con l'11 Gui, col 12 Mambella, con il 16 Fior, col 19 La Bella, con il 20 Misael, con il 21 Fetic, con il 27 Raffigna, con il 30 Dudu, con il 99 Luca Ianna. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, con il numero 1 Pietrangelo, con il 2 Belsito, col 5 Azzoni, col 7 Denner, con l'8 Ugherani, col 9 Giuliato, con il 10 Juan Fran, col 12 Giappa, con il 15 Bertoni, col 18 Ronzani, col 20 Tiago Grippi, col 21 Murillo, col 22 Ditano, con il 28 Spindola. Gli arbitri di questa partita: Federico Beggio di Padova e Michele Ronca di Rovigo, il crono Angelo Tasca di Treviso. Ed ecco il via al match con il possesso di palla da parte dell'Acque Sapone, che subito scalda le mani di Pietrangelo con questo tiro. Il possesso di palla ora da parte della formazione della Came, con il lancio verso il Belsito che cerca di mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco, recuperato ancora da Murillo all'interno della propria metà campo, con Bertoni, si fa vedere sulla sinistra Giappa, ma il pallone viene intercettato da Murillo, sponda Acque Sapone. E quindi vediamo che c'è Belsito che lascia il pallone a Bertoni, l'anticipo ancora di Murillo su Giappa, per non confonderci. Allora chiameremo Schiocchet, diciamo, il giocatore di casa. Intanto vediamo questa buona azione con il tentativo da parte di Giappa di mettere il pallone in mezzo, messo fuori dal campo, con la possibilità di Schiocchet di rimettere in gioco il pallone. Vediamo che c'è Bertoni in attesa di ricevere il pallone, ma lo lascia defilare il rilancio di Pietrangelo per Giappa, stoppa di petto, il pallone tocca la parte superiore del palasport e quindi si riprenderà con la rimessa laterale a favore della Came. Parte il sinistro di Murillo e la chiusura in angolo da parte di Stefano Mammarella, quindi il corner dopo 54 secondi ad inizio del match, con il risultato ancora ovviamente fermo sullo 0-0. Buon inizio di partita da parte della Came. Bellessito, parte il tiro alla rete! Bellessito, il capitano la sblocca esattamente dopo 57 secondi e la Came riesce a partire con il piede giusto in questa partita. Si tratta del secondo gol in questo inizio di stagione per il capitano della Came. Ha mantenuto in circa questo primo minuto di gioco sempre il possesso di palla la Came, ancora la possibilità, e questa volta Giappa Sciupa a tu per tu una grandissima occasione a proprio favore. Una Came che ha iniziato davvero alla grande questo match, sta mettendo in difficoltà la formazione ospite. Murillo, attenzione, la possibilità per la pronta risposta da parte dell'Acqua e Sapone con il numero 11 Gui, che ha avuto la possibilità quindi di pareggiare le sorti di questo incontro. Si gira Giappa, cade a terra, tutto regolare da parte dell'arbitro, pallone recuperato quindi dalla compagine abruzzese. La formazione abruzzese in difficoltà, ancora Mammarella deve metterci una pezza su queste difficoltà iniziali nella fase difensiva, ancora Mammarella
Dall'altra parte, attenzione, si fa vedere Wellington, sarebbe stato tutto solo il numero 10 che si era lanciato dalla parte destra del fronte d'attacco. Ancora la possibilità comunque per l'Acqua e Sapone con l'ultima deviazione di Belsito, e quindi la possibilità da parte della formazione ospite di rimettere in gioco il pallone. Ricordiamo ancora una volta la grande occasione sciupata da Giappa, ancora poi dai propri compagni per ulteriormente incrementare questo vantaggio. Un primo minuto di gioco davvero di grande capacità offensiva da parte della Kame. Ora deve far vedere anche questo stesso l'attitudine in fase difensiva la formazione di Rocha, in particolare su Gui. Ora vediamo Murillo, il pallone che non arriva con Wellington, la sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco per la rimessa quindi da parte della formazione di casa. Vediamo le indicazioni da parte di Silvio Rocha. E dall'altra parte Fausto Scarpitti ha segnato già all'inizio di questa partita alcune cose che dovrà dire ai propri giocatori al limite nel prossimo time out. Intanto Coco Wellington, spalle alla porta, fronteggiato da Belsito, lo scarico all'indietro da parte del numero 10. Intanto sulla destra c'è Murillo, l'uscita di Pietrangelo regolare, e quindi con questa possibilità portata avanti da parte di Dudu. E intanto il tiro, ancora la risposta di Pietrangelo su Gui, il numero 11, uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in luce in questa prima parte della partita per quanto riguarda l'Acqua e Sapone. La formazione ospite ancora in avanti, il tentativo con la ribattuta da parte di Murillo, il numero 8 cede il pallone a Dudu per Murillo. Ancora l'attacco non riuscito da parte di Gui, era caduto a terra il difensore in fase difensiva, il giocatore della Kame. Viene recuperato intanto la sfera, parte il tiro alto. Ancora tantissimi tentativi in questi ultimi minuti dopo che era passata in svantaggio da parte della formazione dell'Acqua e Sapone. Ricordiamo il gol di Belsito poco meno a un minuto dall'inizio della partita. Attenzione perché c'è la parte Schiocchette, la possibilità, chiusura fenomenale da parte di Mammarella, come al solito si mette con il corpo a protezione del proprio specchio della porta, e quindi il numero 1 riesce a chiudere. Bertoni al volo, altissimo il pallone, ma ancora una volta Mammarella si sta mettendo in evidenza tante le occasioni che non sono andate a buon termine per la Kame, proprio per la grande capacità tra i pali del numero 1 Mammarella. Pallone toccato da Bertoni, messo in rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Intanto tra poco dovrebbe entrare Luca Ian all'interno del rettangolo di gioco. Nel frattempo l'azione provata da Calderolli con la rimessa in gioco ancora a favore della formazione abruzzese. Si fa vedere Coco Wellington sul cerchio centrale del campo, poi la verticalizzazione, Belsito riesce a mantenere il pallone in avanzamento, però poi lo perde a favore di Murillo. Ancora il numero 8, il capitano sulla sinistra, servito nuovamente in attacco. Vediamo già la presenza in campo di Battista Luca Ian, classe 1983, nato a San Paolo del Brasile. Giappa, spalle alla porta, il pallone che viene recuperato da Tiago Grippi, un contrasto che però favorisce e la formazione ospite, e arriva il pareggio da parte di Calderoli. Le proteste da parte della Kame per questo contrasto durissimo
che ha visto protagonista Thiago Grippi, ma arriva il pareggio, l'1-1 dopo 3 minuti e 58 secondi, e quindi si riequilibrano le sorti di questo incontro con il risultato appunto di 1-1. C'è stato un duro contrasto all'altezza quasi della linea mediana del campo, che ha favorito poi la formazione ospite, che è riuscita a trovare il gol del pareggio. Murillo, su di lui c'è Juan Fran, cerca di andarsene via, la chiusura sempre del numero 10. Pallone che sta per essere rimesso in gioco, Lukajan, poi un rimpallo che stava per favorire Fetic, e quindi non c'è stata grande possibilità, diciamo, da parte di Pietrangelo. È stato più che altro un istinto, più che una parata. Il pallone gli è arrivato in faccia, e quindi ricordiamo i due marcatori, Belsito e poi Calderolli, per il risultato di parità sul 1-1. Pallone rimesso in gioco da Thiago Grippi, toccato da Rafinha. Vediamo la possibilità ancora con il pallone messo in mezzo, ancora Calderolli, e il gol di Lukajan sul servizio di Calderolli, e il gol di Lukajan dopo 4 minuti e 59 secondi ribalta il risultato l'acqua e sapone, con Lukajan che è arrivato in campo. Si tratta del quarto sigillo stagionale. Intanto credo che ci sia stata una ammonizione per Silvio Rocha, per l'allenatore della Came, per proteste. Intanto Ugherani, pallone alzato, messo in fallo laterale, e diciamo che sostanzialmente dopo un ottimo inizio della Came, che avrebbe potuto anche raddoppiare, ha premuto sull'acceleratore la formazione ospite, che in giro di praticamente di un minuto, tra il quarto e il quinto minuto, è riuscita a ribaltare le sorti di questo incontro. Siamo sull'1-2 a Belsito. Hanno risposto Calderoli e Lukajan. Riprende il gioco Thiago Grippi, cerca di andarsene via sulla fascia sinistra Juan Fran. La chiusura di Alen Fetic, lo sloveno. Pallone che è recuperato da Ugherani, cerca la triangolazione e Spindola, poi il pallone rimane in zona d'attacco a favore della Came, e Spindola, parte il tiro, non esce di molto questo destro da parte del numero 28 della Came Dosson. Il pallone finisce sul fondo quando mancano 14 minuti e 23 secondi al termine ovviamente della prima frazione di gioco. Altissimo il livello di futsal quest'oggi alla Palla Dosson, grazie alla Came, ma soprattutto all'acqua e sapone, grazie ai campioni che ha a disposizione nella propria rosa. Fausto Scarpitti, Ugherani, l'esterno per Thiago Grippi, Juan Fran cerca ancora il proprio compagno spagnolo, poi una grandissima azione ancora in intercettazione da parte di Calderoli, sicuramente l'uomo migliore in campo sino ad ora. Sul cerchio centrale del campo, smissa sulla sinistra per Fetic, che spara
sul fondo, ma c'è stata una deviazione e quindi si riprenderà con questo corner a favore dell'Acqua e Sapone, che rimane costantemente in zona d'attacco. E sotto porta si alza il pallone colpito da Calderoli, ancora una ghiottissima occasione a favore dell'Acqua e Sapone, che pian piano sta legittimando anche il vantaggio dopo un inizio, come avete visto, difficile. Pallone lanciato lungo, arpionato e messo in rimessa laterale da Tiago Grippi. Ma davvero incredibile la partita di Calderoli in questi primi 7 minuti. Ancora Calderoli che riceve il pallone, cerca il sombrero, poi cerca addirittura una semi rovesciata, ma la chiusura di Petrangelo. Tiago Grippi per Espindola, ancora Ugherani, il numero 28 Espindola per Tiago Grippi, Juan Fran, su di lui c'è Luca Ianna. Tiago Grippi smista sulla destra, però prende in contropiede il proprio compagno di squadra e concede nuovamente la sfera per questa nuova azione d'attacco imbastita inizialmente dai piedi di Mammarella. Parte il pressing che ha buona possibilità, la chiusura, ancora l'anticipo su un Juan Fran e la gioia per quanto appena fatto di Fetic. Parte il tiro di Ugherani, chiede la distanza Tiago Grippi, lo vediamo abbastanza nervoso il numero 20 della Camedosson. Sono passati 7 minuti e 7 secondi dall'inizio di questo match, con il risultato di 2-1 per l'Acqua Sapone. Tiago Grippi per Juan Fran, parte il tiro sul primo palo, la respinta con il piatto del piede destro. Bel sito, sempre prontissimo Mammarella, bel sito Ugherani, la chiusura sulla linea di passaggio da parte dell'Acqua e Sapone, però c'è un po' di confusione sia da una parte che dall'altra. Il pallone ancora recuperato dalla Came. Tiago Grippi, bel sito, bel pallone per Juan Fran che lo mette a terra, cerca il tunnel, ma la chiusura dall'altra parte ancora Tiago Grippi. Parte il tiro, pallone recuperato da una parte, pallone recuperato dall'altra. Intanto la richiesta da parte di time out da parte dell'Acqua e Sapone, ma il pallone è tra i piedi di Belsito, quindi ci sarà time out appena ci sarà il pallone che ritornerà all'Acqua e Sapone. È pronto a tirar fuori la sua lavagnetta il tecnico coach Fausto Scarpitti per disegnare quelli che saranno i movimenti che successivamente vedremo in campo da parte della sua squadra. Bel sito, non riesce a mantenere il pallone in campo e quindi arriva appunto il primo time out di questa partita a 12 minuti e 02 secondi al termine del primo tempo, con il punteggio che vede davanti l'Acqua e Sapone per 2-1. Ricordiamo i marcatori: Belsito a 57 secondi dall'inizio della partita, poi a 3 minuti e 58 Calderoli e a 4 minuti e 59 Luca Ian per appunto il 2-1. La descrizione da parte del coach e dall'altra parte del coach dell'Acqua e Sapone, dall'altra parte l'inquadratura della telecamera verso la formazione della Camedosson con le indicazioni di Silvio Roscia, che aveva visto i propri giocatori iniziare alla grande, ma poi c'è stata la pronta risposta della formazione abruzzese. Ricordiamo due formazioni tra virgolette giovani per la Serie A, diciamo una decina di anni per quanto riguarda l'Acqua e Sapone, e la stagione 2016-2017 invece è stata la prima stagione in massima serie da parte del quintetto trevigiano.
ma sono davvero tanti i trofei vinti nel frattempo dall'Acqua e Sapone, che intanto ha ripreso il gioco. Parte il tiro, il passaggio da parte di Cristiano Fusari, un ex della partita. Angolo sarà battuto da Coco Wellington, classe 1988 per il brasiliano. Prova il varco giusto il numero 11 Gui, avrebbe voluto il fischio del fallo. A proposito dei falli, ancora 0-0 da questo punto di vista, quindi nessun fallo né da una parte né dall'altra. Pallone per Murillo, dentro per Fusari, l'anticipo di Belsito, lo scarico all'indietro di Giappa per Azzoni. Poi ci riprova ancora il numero 5 ad allargare il gioco per Murillo. Il pallone anche in questo caso non è stato recapitato in maniera corretta al numero 21 della Camedosson, e quindi si riprende nuovamente il gioco con questo lungo lancio al volo. Dopo il rimbalzo Gui ha provato di sorprendere Pietrangelo, ma il pallone è andato sopra la traversa. Azzoni prova il passaggio per Giappa, ma è Coco Wellington che potrà riprendere a proprio favore l'azione. È indicato dall'arbitro il punto in cui dovrà essere eseguita questa rimessa laterale. Mancano 11 minuti e 16 secondi al termine del primo tempo. Murillo ancora si lotta all'altezza quasi del limite dell'area di rigore della Came, con il pallone che finisce in tribuna. Cristiano Fusari, ora c'è Coco Wellington, prova a recuperare il pallone Fusari, però ancora Coco Wellington sulla sinistra, mantiene ottimamente il pallone nonostante cerchi di rubarglielo Belsito. Fusari allarga il gioco, cerca Wellington, si alza la pressione della Came e costringe questo passaggio errato ai giocatori dell'Acqua e Sapone. Si riprende il gioco con Bertoni, il rilancio per Giappa, si alza un po' troppo pericolosamente il pallone, infatti è il piede, infatti è gioco pericoloso, ci sarà un calcio a 2. Si è alzato il braccio dell'arbitro. Bertoni sul punto di battuta, vediamo Wellington e Gui, vedremo se uno dei due si staccherà. Si invertono vediamo che c'è da asciugare il parquet nel frattempo, a 10:33 dal termine del primo tempo. Bertoni chiama lo schema Silvio Rocha, ricordiamo che è una battuta a 2, non potrebbe essere valido il tiro direttamente in porta se no ci fosse almeno un altro tocco di un altro giocatore, qualsiasi esso sia. Parte Bertoni per Schiocchet, pallone rimpallato da Dudu e quindi rimesso nuovamente in gioco da parte della compagine trevigiana. Attenzione, perso, e poi c'è la parata da parte di Pietrangelo su questo tentativo, su questa ottima girata di Gui che guadagna un angolo. Si fa vedere ancora Dudu sul filo del fallo laterale, non mantiene perfettamente il controllo della palla il giocatore con la maglia numero 30 dell'Acqua e Sapone, e quindi c'è la rimessa in gioco da parte della Came. Giappa
Giappa viene messo letteralmente a terra da Dudu, sembrava quasi un contatto rugbyistico, e si tratta sostanzialmente del primo fallo di questa partita. Il colpo di tacco, attenzione per la possibilità, il gol da parte di Murillo, grandissimo l'assist per Murillo, che riesce a trovare il gol del 3-1 per l'Acqua e Sapone, praticamente dopo 10 minuti e 4 secondi dall'inizio del match, e c'è immediatamente il time out richiesto da Silvio Rocha. Comunque grandissimo l'assist che ha liberato sulla destra il capitano dell'Acqua e Sapone, che ha messo il pallone sull'angolino in modo tale che Pietrangelo non potesse intervenire in maniera efficace, e quindi dopo circa una decina di minuti, dopo un primo quarto di partita, la formazione ospite è riuscita a segnare già 3 reti, molto prolifera la formazione allenata da Fausto Scarpitti, ed è stato veramente ottimo il tacco da parte di Gui per il numero 8 Murillo, e quindi il 3-1 riprende quindi la partita dopo questo time out. Giappa, partita che non sembrava nei primi istanti del match così complicata per la Kame, cosa che invece onestamente era sulla carta. 4 partite sino ad ora giocate in questo campionato e 4 vittorie, come dicevamo ad inizio di presentazione di questa partita. Vedremo quale sarà a questo punto la reazione da parte, e attenzione, c'è stato il doppio tocco di Pietrangelo, e quindi ci sarà sostanzialmente questo calcio di punizione, a questo doppio tocco 2 volte da parte di Pietrangelo, e quindi il regolamento prevede questa battuta a favore dell'Acqua e Sapone con Coco Wellington al limite, con Ugherani e Bertoni in barriera. Vicino a lui c'è anche Giappa, una barriera a 3 per proteggere la porta, con Pietrangelo che si mette sulla propria destra a difendere il palo destro immediatamente dalla porta, con Belsito che proverà al limite a chiudere. Vedremo se sarà un passaggio per Luca Ian. Infatti è così, la ribattuta della barriera della Kame non è riuscito a trovare il pertugio il numero 99 Murillo. Luca Ian, possesso di palla, il passaggio all'indietro, ancora Battista Luca Ian, pallone che si alza, colpito di testa in anticipo da parte di Dudu, e c'è il cartellino giallo proprio per il numero 30, perché ha allontanato il pallone, non ha dato la possibilità che si potesse giocare immediatamente. 8 minuti e 59 secondi al termine del primo tempo, un risultato di 3-1. Bel sito per Giappa. Non riescono a trovarsi i giocatori della Kame, in particolare si era portato in avanti Bertoni,
Lucayan cambia gioco e poi l'uscita non è riuscita per il quarto gol con questo splendido pallonetto con Pietrangelo in uscita da parte di Murillo, e quindi ad 8 minuti e 30 secondi c'è stato il gol da parte di Murillo. Per lui si tratta quindi di una doppietta, 4-1 per l'Acqua e Sapone. Riprende ancora in mano le redini del gioco la formazione dell'Acqua e Sapone, ma c'è ancora Giappa e la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco. La possibilità da parte di Murillo di gestire il pallone finisce in rimessa laterale. Bel sito, Murillo Schiocchet, si fa Bertoni per il passaggio, quindi una doppietta di Murillo. È riuscito ad anticipare sostanzialmente l'uscita di Pietrangelo. Ancora una volta qualche problema da parte di Pietrangelo. Pallone lanciato troppo lungo dalla numero 1 della formazione della Camedosson. A 7:33 dal termine del primo tempo siamo già sul 4-1 a favore dell'Acqua e Sapone. Ancora l'ottima costruzione Petic, Lucayan, la chiusura questa volta di Belsito, il pallone tra le mani di coach Roche. Petic, pallone in mezzo ancora Petic, parte il tiro e la chiusura da parte di Pietrangelo. Aveva cercato di trovare l'angolino alla destra dell'estremo difensore il giocatore dell'Acqua e Sapone. La rimessa in gioco di Dudu, parte il tiro, la traversa da parte di Lucayan. Ancora una grandissima azione della formazione ospite che è andata vicinissima a mettere a segno la quinta marcatura, e intanto si gioca con il portiere di movimento per la Camedosson. È entrato in campo, lo vedete in possesso di palla ora con la maglia verde, Tiago Grippi. Evidentemente vuole rallentare un po' questa onda dirompente in fase d'attacco da parte dell'Acqua e Sapone, e si becca la munizione. Intanto il numero 21 Fetic, si tratta del secondo fallo in questa partita. C'è stato, secondo gli arbitri, un fallo di mano da parte del numero 21. C'è il calcio di punizione. Vediamo Tiago Grippi sul punto di battuta più largo sulla destra, c'è Murillo Schiocchet, poi c'è Ugherani e come ultimo uomo c'è Belsito, e sulla sinistra c'è Giappa. Vediamo Giappa ancora per Tiago Grippi, circolazione di palla decisa dalla formazione bianco-blu. Tiago Grippi a 6 minuti e 37, ancora Tiago Grippi cerca di riaprire questa partita la formazione veneta su questo risultato che vede abbondantemente in vantaggio la formazione ospite. Intanto la chiusura con i piedi da parte di Mamarella, che ha anticipato
Ugherani, che si era portato veramente a pochi passi dalla linea della porta della formazione nerazzurra. A 6 minuti e 15 Tiago Grippi, bel sito, Ugherani, il capitano della Came per Tiago Grippi, si allarga sulla destra, bel sito più centrale, ora Tiago Grippi cerca di entrare in mezzo, Tiago Grippi poi si sposta sulla sinistra, nel frattempo continua la serie di passaggi, vediamo Tiago Grippi, cercano di accelerare il più possibile, l'ottimo controllo comunque con lo spostamento da parte dei 4 giocatori di movimento dell'Acqua e Sapone. Tiago Grippi, Ugherani, Giappa vogliono provare a tirare quando veramente sono sicuri i giocatori della Came, non vogliono dare la possibilità a porta vuota ovviamente di avere un tiro facile. Intanto c'è il tentativo, chiusura di Rafinha a 5 minuti esatti dal termine del primo tempo. Bel sito, Ugherani, parte il tiro, Giappa, intanto esce bel sito, entra con il numero 28 e Spindola. Tiago Grippi, Giappa all'indietro per Spindola, prova il passaggio in una zona dove non ci sono compagni, si era troppo accentrato Giappa, il servizio quindi errato da parte di Ugherani. Rientra Lucayan, il colpo di testa provato dal numero 99, lancio per Giappa ma l'anticipo della difesa della formazione dell'Acqua e Sapone, Lucayan non riesce a gestire bene il pallone, esce Lucayan ed entra col numero 27 Rafinha. E Spindola, Tiago Grippi e Spindola, Giappa e Spindola, Murillo Schiocchet, Giappa, pallone dato nuovamente sul cerchio centrale del campo a Spindola, il numero 28 per Giappa. Mancano 4 minuti nel frattempo al termine del primo tempo. E Spindola, Tiago Grippi, Murillo Schiocchet ancora sulla sinistra, vediamo se prova e Spindola, parte il tiro con i pugni, mette in angolo Mammarella, poi il pallone ritorna ad Spindola ancora per la serie di passaggi. 3 minuti e 35 secondi. E Spindola, attenzione, stava per perdere il pallone la Came, vediamo Spindola all'indietro per Ugherani, aveva quasi la possibilità di prendere a segno e invece c'è il tentativo di Ugherani con una deviazione in angolo. L'ha chiamato subito il numero 20 della Came, prende il possesso di palla, era tentato a tirare nuovamente subito, poi si è visto chiuso il pertuccio. Attenzione Giappa, la chiusura e mantiene il pallone, c'è il fallo, ha mantenuto il pallone tra le gambe. Ci sono le proteste da parte dell'Acqua e Sapone per quella che è stata la decisione arbitrale e quindi a 2 minuti
e 58 secondi. Vedremo questa possibilità, questa battuta con intanto Pietrangelo che rientra in porta. Questo calcio di punizione a favore della formazione di casa. È un calcio indiretto, ovviamente. Barriera a 2 disegnata e sistemata al millimetro da Mammarella. Sul punto di battuta c'è Spindola, evidentemente sarà il numero 28 a battere, infatti è così la chiusura di Mammarella e il pallone è messo fuori. Rientra in campo a questo punto Tiago Grippi. Ormai sono diversi minuti che la formazione di casa ha deciso di schierare portiere di movimento, come dicevo, sia per fermare un po' l'onda veramente importante in fase d'attacco della formazione ospite. Nel frattempo Acqua e Sapone stava per recuperare il pallone in maniera decisamente pericolosa per la difesa della Kame. Giappa riesce a guadagnare una rimessa laterale in fase d'attacco per la propria formazione. Ecco Giappa per Tiago Grippi. Giappa va in mezzo a due avversari, guadagna la rimessa laterale ora l'Acqua e Sapone e sbaglia completamente il passaggio per Calderolli. Questo tentativo di ripartenza veloce con ovviamente la Kame che non aveva pronto il portiere di ruolo già posizionato. Tiago Murillo Schiocchet per Giappa, il colpo di testa da parte di Cocon Wellington che concede l'ennesimo palleggio con il giocatore di movimento in più per la Cam. Sbaglia l'aggancio Ugherani, però per sua fortuna c'è stata un'ulteriore deviazione da parte dell'Acqua e Sapone. Ancora Ugherani, il passaggio per Giappa e il gol! Accorcia le distanze a 2 minuti e 13 dal termine del primo tempo. La Kame Dawson con Murillo Schiocchet, e quindi diciamo che tra virgolette abbiamo nuovamente un minimo tentativo di vedere una partita un po' più aperta. È riuscito a sfruttare questi minuti. Intanto c'è un fallo di Giappa su Cocon Wellington. Dicevamo che almeno con questo gol si va in questa fase finale del primo tempo sul risultato di 4-2. Probabilmente vedremo a questo punto ancora utilizzato il Tiago Grippi ancora in campo con la maglia verde. Ritorna in campo anche Belsito. Lungo il rilancio, il colpo di testa, attenzione, c'è Giappa che mantiene la difesa del portiere. La distanza è buona secondo l'arbitro, non per Tiago Grippi che avrebbe voluto un'ulteriore evidentemente ammonizione. Attenzione perché c'è Calderoli, attenzione dall'altra parte Belsito. Si potrebbe parlare di una partita un po' tra virgolette rotta, nel senso che capovolgimenti continui con la Kame ancora in possesso di palla, che potrebbe cercare di accorciare nuovamente le distanze. Almeno questa è l'idea di Rocha, che ha rimesso in campo come portiere di movimento Tiago Grippi. Belsito, parte il tiro, una ciabattata d'esterno destro da parte del capitano, e dall'altra parte il palo, anche la fortuna da parte del palo, e il gol
da parte della formazione ospite con il numero 9 Calderolli. Incredibile il palo colpito con le mani da parte di Mammarella, quindi il pallone è ancora buono, e successivamente il quinto gol dell'Acqua e Sapone. Oltre la bravura dell'Acqua e Sapone anche la fortuna, e quindi l'Acqua e Sapone torna ad avere 3 gol di vantaggio a 60 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Tiago Grippi, Ugherani, bel sito, ancora Tiago Grippi, Murillo, parte il tiro, la chiusura, parte Ugherani e poi la chiusura di testa a chiudere proprio sulla linea di porta da parte di Rafinha. Si è fatto intanto male Mammarella, è pronto ad entrare in campo Mambella, il numero 12. Partita sicuramente dalle 1000 emozioni, risultato di 5-2 per gli ospiti a 46 secondi e 3 dal termine del primo tempo. Vediamo da lontano, dalla nostra postazione, le condizioni di Mammarella, che si rialza, si tocca il volto, è costretto evidentemente ad uscire il numero 1 dell'Acqua e Sapone. Quindi in campo per questa conclusione del primo tempo tra i pali c'è Mambella, classe 96, Francesco Mambella, nato a Pescara, ed ecco la possibilità di costruire questa probabilmente ultima azione d'attacco in questa prima parte di partita, con Espindola che sbaglia, si arrabbia tantissimo ovviamente il coach Rocha, un'ulteriore disattenzione con l'Acqua e Sapone, non ci si può permettere di perdere palloni così facilmente. Luca Ian, ancora Giappa, si allarga e poi calcia d'esterno destro a 18 secondi dal termine del primo tempo. Coco Wellington, vediamo se c'è il mantenimento del possesso. Calderolli, salta Ugherani prendendosi, arpionando ottimamente il pallone, poi al rilancio ancora per Calderolli a 5 secondi dal termine. Evidentemente ci sarà l'ultimo tentativo da parte dell'Acqua e Sapone di far male verso la porta di Pietrangelo. Il colpo di testa di Murillo Schiocchet, mancano 2 secondi e 4 prima dell'intervallo, che arriva ora in questo istante con la sirena che lo segnala. E quindi dopo questi primi 20 minuti di gioco l'Acqua e Sapone sta facendo suo il match con il risultato di 5-2. Ci sentiamo ad inizio ripresa.
Nuovamente in diretta qui dalla Paladosson di Casier per questo big match tra la Camedosson e l'Acqua e Sapone Unigross. Al termine della prima frazione di gioco la formazione ospite è in vantaggio per 5-2. Andiamo a riepilogare i marcatori dopo 57 secondi. Belsito, il pareggio di Carolli dopo 3 minuti e 48, il vantaggio di Luca Ian dopo 4 minuti e 59 secondi, la doppietta di Murillo dopo 10 minuti e 04 e 11 e 22, il 2-4 di Murillo, Schiocchet 17 minuti e 47 e poi Calderoli a portare appunto il risultato sul 5-2 dopo 18 minuti e 58 secondi. Questa è la situazione ancora dal punto di vista tattico, con la stessa situazione al termine del primo tempo. Intanto la chiusura di Mammarella con il gol da parte dell'Acqua e Sapone. Stavamo descrivendo come il Camedosson avesse deciso di rimettere in campo il portiere di movimento ed è stata castigata dopo appena 35 secondi da questo inizio della ripresa, ed ora il risultato è di 2-6 con la rete di Mammarella, il portiere che si era fatto male verso la fine del primo tempo, poi nella ripresa, evidentemente ad inizio ripresa, ha preso nuovamente il suo posto. Intanto c'è il gol da parte di Ugherani e questa volta Mammarella si è fatto sorprendere, e quindi dopo 55 secondi di gioco di questa ripresa si aggiorna nuovamente il risultato e siamo sul 3-6. Stavamo tessendo le lodi all'estremo difensore dell'Acqua e Sapone, ma che aveva realizzato appunto il sesto gol e che era rientrato alla grande quindi in campo dopo qualche problema fisico, dopo uno scontro nella propria area di rigore. E intanto c'è l'Acqua e Sapone che decide anch'essa tramite il suo tecnico Fausto Scarpitti di mettere in campo il portiere di movimento, vale a dire Gui, con la maglia gialla dietro praticamente a Belsito. Intanto c'è il gol da parte di Giappa in 1 minuto e 30 secondi. Veramente in questa ripresa abbiamo visto veramente di tutto. Siamo sul 4-6 e quindi davvero incredibile questa partita, ci sta offrendo davvero forti emozioni. 10 gol in poco più di 21 minuti e quindi con comunque l'Acqua e Sapone che vuole essere lei padrona di questa partita, tenere le redini del gioco a proprio piacimento, con Fausto Scarpitti che aveva deciso tra virgolette di copiare il collega e quindi di mettere un giocatore di movimento in più, però dopo pochi secondi è arrivata la rete, la quarta rete in totale da parte della formazione della Camedosson. Attenzione che c'è Luca Ian, parte il tiro e il gol da parte dell'Acqua e Sapone con il servizio per la formazione di Fausto Scarpitti. A 17:45 secondi siamo sul risultato di 4-7, quindi notevole diciamo il numero di gol che vi stiamo raccontando. Pochi istanti fa avevamo visto la rete con il pallone colpito d'esterno destro da Giappa, ma ancora una volta con il portiere di movimento, l'Acqua e Sapone
è riuscita a trovare il gol, il settimo gol di questa partita, con questa incursione gestita bene in area di rigore della formazione della Camedossona. Poi addirittura sul passaggio di Lucanian verso il numero 9 Calderolli, che così riesce anche a realizzare una tripletta. Intanto ancora dall'altra parte il gol di Ugherani e siamo sul 5-7. Praticamente è una partita davvero molto strana questa partita. Risponde dall'altra parte Fausto Scarpitti, anche lui ancora nuovamente con il portiere di movimento Gui. Non facciamo a tempo di raccontarvi come sono andate le cose nella realizzazione di una rete precedente, che subito siamo costretti ad aggiornare il nostro tabellino. 5-7, e se ci doveva essere esordio migliore per questa diretta esclusiva sul sito PMG Sport Futsal, non poteva esserci appunto situazione dal punto di vista dello spettacolo di futsal italiano migliore in diretta sul sito PMG Sport Futsal. Intanto c'è l'angolo di Murillo all'indietro per Coco Wellington, sempre appunto portiere di movimento con Gui. Attenzione, e arriva il gol! Giappa! È incredibile, a 16:45 secondi dal termine della partita siamo sul 6-7. Davvero incredibile questa partita. Evidentemente, onestamente non capiamo per quale motivo Fausto Scarpitti stia giocando con il portiere di movimento in questa situazione. Tatticamente non ne sta uscendo bene, ad onor del vero, la formazione dell'Acqua e Sapone in questa fase di gioco. Siamo passati da un 2-5 al termine del primo tempo a un 6-7 quando praticamente non sono passati neanche 4 minuti di gioco dalla ripresa. Chiaramente ci sono le potenzialità per far bene, infatti eccolo qua, eccolo qui, avevamo detto le potenzialità per riportarsi nuovamente con un doppio di vantaggio da parte dell'Acqua e Sapone, e Gui lo ha appena fatto e siamo a questo punto sul 6-8. 6-8 a 16 minuti e 15 secondi dal termine della partita. Se andiamo avanti così superiamo la doppia cifra sia da una parte che dall'altra. Bel sito, Ugherani, ancora Giappa, bel sito, Murillo Schiocchet, Tiago Grippi, ovviamente Ugherani, portiere di movimento. Attenzione a non perdere il pallone, c'è la rimessa dal fondo, anzi no, l'arbitro dice che comunque c'è l'angolo a 15 minuti e 36 secondi. Partita davvero pazza, la ricorderemo a lungo. E intanto c'è un fallo di mano e c'è il calcio di rigore. C'è il calcio di rigore per fallo di mano di Rafinha, il numero 27, se non vado errato, il numero 27 dovrebbe essere stato ammonito. E quindi addirittura abbiamo anche il rigore. È stato il 27 l'ammonito, sì. Ringraziamo anche Angelo Tasca
il crono di questa partita. E adesso vediamo appunto Giappa sul punto di battuta. Vedremo le capacità di Mammarella. Parte il tiro e la rete! Sotto la traversa! Giappa riaccorcia le distanze, la Kamedosson a 15:27 dal termine della partita. Siamo sul 7-8 e Giappa, per lui a questo punto una tripletta. Chiaro che con tutti questi gol abbiamo giocatori che hanno segnato doppiette, triplette e più chi ne ha più ne metta. 7-8 a 15 minuti e 20 secondi. Tatticamente i puristi avranno da ridire, perché è bello divertirsi, ma comunque abbiamo visto veramente di tutto e di più. 7-8 a 15 minuti e 11 secondi, quindi non sono passati neanche 5 minuti dal termine e dall'inizio della ripresa, che siamo passati dal 2-5 al 7-8. Ugherani, Murillo, bel sito, Tiago Grippi, bel sito, Ugherani, attenzione, cerca di girarsi Giappa, poi l'anticipo dello stesso Giappa per recuperare il pallone. È stato molto bravo Giappa dopo aver tirato, ad aver avuto quell'istinto di ritornare il pallone indietro all'ultimo compagno. Ugherani, Tiago Grippi, bel sito, al largo per Mourinho Scocchetti, bel sito, Tiago Grippi, bel sito, Ugherani, parte il traversone, attenzione, e il gol da parte dell'Acqua e Sapone con Murillo, e siamo sul 7-9. E ci avviciniamo quindi sicuramente alla doppia cifra. Una partita davvero incredibile quella di questa sera qui alla Paladosson. Ben 16 gol sino ad ora. E Spindola, Ugherani, e Spindola, parte il tiro, ancora il serie di passaggi da parte della Kame, largo Giappa all'indietro, ancora per Espindola, prova il pressing sul portatore di palla Coco Wellington, poi ritorna sui suoi passi, Murillo, Espindola, Murillo, Espindola, ecco che riprende il pallone l'Acqua e Sapone, rientra tra i pali Pietrangelo, poi c'è la chiusura di Espindola sul tentativo del numero 9 Calderolli. La risposta intanto di Pietrangelo sulla bordata di Lucayan con il pallone che tocca il soffitto. Ci sarà la rimessa laterale a favore della formazione ospite. Lucayan, parte il tiro sui piedi di Tiago Grippi e quindi ancora una volta più o meno dalla stessa posizione la rimessa in gioco a 12 minuti e 40 secondi, risultato che vede l'Acqua e Sapone in vantaggio per 9 reti a 7.
Calderolli, Luca Jan non riesce a raggiungere il pallone, finisce direttamente sul fondo, anzi probabilmente in rimessa laterale. Siamo un po' coperti dalla panchina della Kame. Ha sbagliato questa ripresa in gioco Espindola. La rimessa in gioco quindi invertita, con l'Acqua e Sapone che ha la possibilità nuovamente di attaccare. Parte il tiro da parte di Coco Wellington, pallone sui piedi di Mammarella, lungo rilancio, l'anticipo di Espindola su Luca Jan, la rimessa in gioco data dagli arbitri alla formazione trevigiana. Lungo rilancio, Giappa, c'è il fallo commesso dal numero 27 Rafinha. Si tratta del secondo fallo. Partita che rimane tutto sommato tra virgolette equilibrata, nel senso che poteva esserci sicuramente un divario maggiore per quello che si era visto durante il primo tempo tra le due formazioni. In realtà abbiamo visto veramente di tutto ad inizio ripresa, con la Kame comunque sempre in grado di rimanere agganciata a questa partita ad una distanza di 2 reti, in questo caso dalla formazione dell'Acqua Sapone. Ora il portiere di movimento per la Kame è Bertoni, con vediamo il segnale di Bertoni da parte di Roche di spostarsi un po' più largo, però è finito fuori dal campo, non è riuscito a gestire il pallone il numero 15. Luca Jan con uno stop di petto, poi c'è Giappa che gli ruba il pallone, è arretrato il pallone, ancora Luca Jan, l'intervento a favore della formazione di casa da parte dell'arbitro, che avrebbe voluto che con l'Acqua e Sapone che protesta per questa decisione arbitrale. Rientra in campo con la maglia verde di portiere in movimento Bertoni. A 11:39 dal termine della partita. Tiago Grippi, Giappa, Tiago Grippi, Ugherani, parte il tiro, attenzione, un po' morsicato questo destro da parte di Bertoni, rientra in campo Pietrangelo, intanto tutto regolare, Juan Fran per Espindola, Juan Fran che si porta il pallone fuori dal rettangolo di gioco. C'era opportunità di gestire meglio da parte di Juan Fran questo pallone, avrebbe avuto spazio per battere verso la porta di Mammarella, ed ecco che il pallone arriva all'indietro per Pietrangelo, Murillo, Schiocchet, poi il passaggio di il ritorno verso Tiago Grippi non arriva in maniera opportuna. Ecco che c'è un fallo secondo l'arbitro, realizzato, diciamo, compiuto da Espindola. Rafinha, pallone che viene mantenuto e viene dato fallo ai danni di Murillo da parte dell'arbitro.
Punizione. Fetic che costringe Juanfran a spostarsi un po' più indietro. Rafinha, un contatto Siduria, attenzione, azione pericolosa per l'Acqua e Sapone con Lucagnana che questa volta non riesce a colpire il pallone verso la porta sguarnita della Kame. Ancora intercetta il pallone il numero 8 Murillo della formazione ospite. Ancora la possibilità di portarsi in avanti da parte della formazione di casa. Con questa rimessa in gioco con Bertoni. Ugherani, Bertoni, vediamo se prova il tiro, lo scarico ancora all'indietro. Tiago Grippi, circolazione di palla, Ugherani, rallenta un po' il gioco il giocatore della Kame, poi una serie di passaggi tra Murillo, Schiocchet e Bertoni. Ugherani, largo Murillo, Schiocchet, Ugherani, numero 8, l'ultimo giocatore diciamo all'interno della metacampo. Parte il tiro, rete! E Giappa va a realizzare quindi l'8º gol per la formazione di casa. Tutto questo quando mancano 9 minuti e 25 secondi. (8-9) il risultato. E quindi ancora una volta la Kame ha avuto la capacità di sfruttare al massimo il portiere di movimento. Grossi problemi da questo, intanto il pallone è fuori. Stavamo dicendo che da parte dell'Acqua e Sapone grossi problemi nella gestione difensiva del portiere di movimento avversario. Per Giappa si tratta in questa partita del quarto gol. Ricordiamo, uno di questi è stato realizzato su calcio di rigore. Ancora serie di passaggi. Murillo, Schiocchet, Bertoni, Murillo, Schiocchet, Tiago Grippi, Murillo, Schiocchet, Bertoni. Vediamo se questa volta riuscirà a raggiungere il pareggio. C'è stata la deviazione risolutrice per proteggere la propria porta da parte di Mammarella. Mancano 8 minuti e 13 secondi. 8 minuti e 13 secondi al termine della partita, con questo incredibile risultato di 8-9. Murillo sbaglia il passaggio per Giappa, rientra in campo subito Pietrangelo, non ne riesce a ripartire immediatamente la formazione dell'Acqua e Sapone, anzi sbaglia il passaggio ed ecco che si rientra nuovamente con il portiere di movimento. Bertoni,
Sembra quasi che questa partita sia una dimostrazione di come si deve applicare il portiere di movimento. Da una parte il professor coach Silvio Roche, dall'altra parte Fausto Scarpitti per la parte difensiva. Intanto Bertoni, Murillo, ancora Tiago Grippi, mette il pallone in mezzo, era un tiro cross, c'è stata anche una deviazione. Murillo, Schiocchet, Bertoni, mancano 6 minuti e 50 secondi. Tiago Grippi, Murillo, parte il tiro, la chiusura di Dudu, con il corpo si è letteralmente buttato a terra per chiudere. Evidentemente l'Acqua e Sapone ha paura di essere infilata dietro alle spalle, come è già successo varie volte, ma questo consente chiaramente centralmente di avere maggiore spazio. Guardate Coco Wellington quando si guarda le spalle da Bertoni e Dudu da Giappa. Ovviamente è facile in questo modo, con la formazione così bassa dell'Acqua e Sapone, a far circolare il pallone e anche evidentemente di arrivare nei pressi dell'area per trovare il tiro. La chiusura con il corpo ancora una volta da questa parte, da parte di Dudu. 6 minuti e 01 secondi. Stanno parlando intanto i giocatori dell'Acqua Sapone con Silvio Roche. Murillo, Schiocchet, Tiago Grippi, Giappa. È pronto a entrare in campo anche Luca Iana. Evidentemente nel caso la formazione dell'Acqua Sapone dovesse riprendere il pallone, attenzione, e il gol! Incredibile! A 5:40 il pareggio della Cameron, ha davvero qualcosa di incredibile questa partita con Tiago Grippi. 9-9 e, come si usa dire, tutto da rifare, soprattutto per l'Acqua e Sapone, che si era trovata in vantaggio in maniera comoda per quasi tutta la partita. Ora il risultato è di 9-9. Ovviamente adesso vedremo, come di consueto, le capacità tecniche che indubbiamente non mancano all'Acqua Sapone per cercare di riportarsi nuovamente in vantaggio, ma intanto c'è la rimessa laterale sempre per la Camedosson. Ha davvero dell'incredibile, risultato di 9-9, risultato di 9-9, lo ripetiamo, non è un errore di grafica quello che state vedendo in sovraimpressione, è tutto vero, risultato di 9-9. Intanto c'è la richiesta di time out da parte dell'Acqua e Sapone. Risultato di 9-9. Vediamo ancora questa situazione di gioco a 4 minuti e 40 secondi. Già di per sé rimarrà nella storia una partita del genere, nella storia pur breve della Serie A della Camedosson, ma se non vado errato è un po' difficile a vedere una partita del genere e soprattutto avere il piacere di commentare una partita del genere con ben 18 gol. Ugherani colpisce di testa, mette il pallone sul fondo e intanto c'è il time out richiesto
E quindi Tiago Grippi ha portato il risultato sul 9-9 dopo 14 minuti e 20 secondi dalla ripresa. La nostra telecamera sta riprendendo la panchina. Intanto 4 minuti e 16 secondi al termine della partita, stiamo dicendo inquadrata la panchina di Fausto Scarpitti. Alla vigilia si parlava di big match, poi avevamo visto come l'Acqua e Sapone durante il primo tempo stesse dominando la partita e nessuno onestamente avrebbe potuto pensare, almeno per quanto riguarda il risultato, un 9-9 a 4 minuti e 16 secondi dal termine del match. Una delle ultime indicazioni di Fausto Scarpetti per la propria formazione, che ora riprenderà il gioco con questa rimessa dal fondo dopo quella che è stata l'ultima azione della Camedossono, con il colpo di testa di Ugherani che aveva messo il pallone fuori. Mammarella, l'anticipo di Azzoni che mette il pallone fuori. Attenzione perché c'è il portiere di movimento con Dudu, e vedremo a questo punto in fase difensiva dall'altra parte la Cam se riuscirà a proteggere questo risultato, perlomeno in questa situazione di gioco, per poi al limite avere la possibilità, addirittura magari con qualche sbaglio da parte della formazione ospite, di addirittura portarsi in vantaggio. La partita è iniziata in effetti con il vantaggio della Camedosson con il gol di Belsito dopo 57 secondi, poi c'è stato, diciamo, il monologo dell'Acqua e Sapone, però sempre in vantaggio fino a pochi minuti fa. Attenzione perché c'è la chiusura di Azzoni su questo tentativo del numero 10 dell'Acqua e Sapone, Conco Wellington, a 3 minuti e 26. Entriamo nella parte decisiva di questo match. Calderolli, Cocco Wellington, ancora Calderolli, Dudu, lo scarico all'indietro, attenzione, la chiusura di Espindola, Calderolli, Luca Jan, Calderolli, Cocco Wellington, Calderolli si porta in avanti, si sgancia, Calderolli va lui largo sulla sinistra, eccolo qui servito, attenzione Luca Jan, Dudu, 2:43, si sta andando verso la conclusione del match, parte il tiro di Luca Jan, la chiusura di Espindola che ha avuto un contraccolpo su questo tiro da parte del giocatore con la maglia numero 99. A 2 minuti e 37 dal termine del match si rialza comunque un po' claudicante il giocatore della Came, costretto ad uscire. Al suo posto entra in campo Ugherani per questi ultimi 2 minuti e 37, batte il 5 con Luca Jan. Cocco Wellington, Dudu, Luca Jan, Dudu, 2 minuti e 27 secondi, Dudu mette il pallone all'indietro, è stato bravo Dudu, attenzione perché stava per con questo tocco Juan Fran a mettere il pallone verso la porta
dell'Acqua e Sapone, ma la traiettoria beffarda per la Kame è uscita sul fondo. Attenzione, Coco Wellington, Juan Fran, la chiusura. Calderolli a 2 minuti esatti, 120 secondi dal termine di questa partita. Dudu, Lucayan, vedremo che ci sarà la rimessa dal fondo. Dudu, parte il tiro e si alza sopra le teste di compagni avversari. Pietrangelo, il colpo di testa, attenzione Lucayan, attenzione Coco Wellington e mette la palla in rete, Coco Wellington, il numero 10 a 1 minuto e 41 trova proprio il numero 10, la 10ª marcatura dell'Acqua e Sapone. Ancora una volta non è riuscita a gestire al meglio questa situazione di gioco la Kame Dawson. 1 minuto e 41 secondi, 9-10, il lungo possesso di palla, poi sembrava che potesse riprendere ancora il pallino del gioco la Kame, ma quindi è costretta ancora una volta a cercare di ritrovare il pareggio quando mancano 90 secondi dal termine. Tiago Grippi, Bertoni, Murillo Schiocchet, Bertoni, Murillo Schiocchet, parte il tiro e c'è stata la deviazione, forse ultima da parte di Giappa, a 1-0-9. Vediamo cosa è successo. La rimessa laterale, la chiusura di Spindola e l'arbitro dice che è fallo a favore della Kame. Il terzo fallo a favore diciamo della Kame. Murillo Schiocchet può chiudere quindi in avanti a 59 secondi dal termine. Tiago Grippi, Murillo, Bertoni, Giappa, ancora il passaggio, Giappa non riesce ad arpionare il pallone, poi parte il tiro, finisce sul fondo. Calderolli cercherà di mettere pressione ed ecco che c'è la chiamata del time out. C'è la chiamata del time out immediata da parte di Silvio Roscia e quindi ci sarà questo time out per gestire al meglio per quanto riguarda la Kame questi ultimi secondi. Siamo sul 10-9 per l'Acqua e Sapone. Le indicazioni da parte di coach Roscia, sta dando indicazioni a Giappa, a Ugherani, a Tiago Grippi, a Murillo Schiocchet e ovviamente a Bertoni, il portiere di movimento. Davvero una partita davvero da ricordare, una partita incredibile. A 42 secondi e 4 il risultato di 9-10. Bertoni è pronto a ricevere il pallone in avanti Giappa, anche Ugherani, il rilancio dall'altra parte Giappa, il colpo di testa per Bertoni, cerca di proteggere il pallone,
Tiago Grippi, per poco ci arrivava il pallone messo fuori da Calderolli. 29 secondi al termine del match, meno di 30 secondi, 29,4 per l'esattezza. Ugherani, le ultime speranze per la Came di portare a casa quello che sarebbe il terzo pareggio consecutivo. Attenzione, Ugherani, 17 secondi, parte il tiro, c'è un'ulteriore deviazione, deve giocare il tutto per tutto la Came. Vedremo chi sarà il giocatore a tirare per ultimo, mancano 11 secondi. Attenzione, Ugherani parte, c'è una serie di carambole, attenzione Tiago Grippi, deve tirare, niente, finisce la partita in maniera caotica su questo pallone sul quale tutti volevano intervenire. Gli applausi da parte delle due dirigenze per questa clamorosa partita, l'abbraccio tra i due allenatori, i complimenti davvero vivissimi per quello che abbiamo visto in questa partita, davvero una partita clamorosa, una partita davvero clamorosa. 19 gol in questo match, abbiamo veramente visto di tutto. E sicuramente grande futsal quest'oggi al Paladosson tra la Came e l'Acqua e Sapone Futsal. Davvero ringraziamento dalla parte tecnica ai ragazzi che hanno consentito la ripresa di questa partita, un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno seguiti, sia i tifosi della Came d'Ossono che l'Acqua e Sapone, ma indubbiamente anche quelli che sono gli appassionati della futsal. Era diciamo non ad aspettarsi questo risultato finale di 9-10, grande spettacolo per il massimo campionato di Serie A, per questa partita di recupero sostanzialmente di quella che era stata la quarta giornata. L'Acqua e Sapone mantiene il suo filotto di successi, 5 partite, 5 vittorie. Per quanto riguarda invece la Came d'Ossona, si tratta della seconda sconfitta unita ai 2 pareggi e alle 2 vittorie in questo inizio di stagione. È veramente tutto, Andrea Martucci vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo match casalingo della Came d'Ossona.